Saranno 1000 droni luminosi a salutare l'anno nuovo nella tradizionale festa di Prato della Valle a Padova, uno spettacolo che riempirà il cielo padovano e che è tra i primi di queste dimensioni in Italia. Un evento con queste dimensioni, con ben 1000 droni nel cielo di Prato della Valle, si era visto in rarissime occasioni, quindi dobbiamo andare a pescare nelle grandi capitali a livello internazionale o in quello che ha fatto Roma per il Giubileo per trovare un evento di queste dimensioni. Noi siamo convinti che ci sarà un grande apprezzamento da parte del pubblico, dei padovani, delle persone che vorranno visitare Padova, perché offriamo un evento unico. Il Comune di Padova saluta i botti per il Capodanno 2026 e presenta uno show che racconterà la storia della città, permettendo a tutte le persone che sono attorno di poter assistere dalle 23:45 a questa storia che ripercorrerà il percorso della città di Padova dal Medioevo fino ad oggi, per arrivare quindi alla mezzanotte poi con un countdown in cielo e gli auguri per l'arrivo del 2026, un qualcosa di unico, di inedito, che non si è visto. Sarà un Capodanno in sicurezza, 4 i varchi d'accesso alla piazza da via Cavazzana, via Belludi, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele. L'invito è presentarsi per tempo. Ci sono tutte le condizioni di sicurezza, per cui avremo ovviamente i blocchi in New Jersey per evitare qualsiasi tipo di infrazione dell'area di pubblico spettacolo. Ovviamente il consiglio sarà quello di arrivare per tempo, perché ci saranno dei varchi di accesso, come è stato in occasione delle altre manifestazioni, gli altri eventi di piazza in Prato della Valle.